conte Augusto de Brandis è sicuramente l'espressione del suo tempo e del collezionismo del suo tempo. È un nobile militare, ufficiale di carriera della Marina italiana, viaggia molto, ma insieme è anche curioso, appassionato, ricerca soprattutto le monete, soprattutto si interessa di numismatica, ma nel corso dei suoi viaggi che lo porteranno oltre a un viaggio intorno al mondo, ma soprattutto in Italia, sulle coste della penisola, in alcune delle zone dell'Italia meridionale in cui i greci fondarono le loro città tra l'VIII secolo e il VII, quindi nella Magna Grecia, in questa zona, lo portarono a raccogliere materiali, oggetti, a essere molto curioso di questa civiltà, anche senza conoscerla proprio direttamente. Vive a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, proprio un periodo in cui il collezionismo, che ha già una storia più lunga, però ha delle radici profonde, ormai molto florido, c'è un mercato antiquario molto, molto ampio. Ha aumentato, ingrandito dopo l'Unità d'Italia, dal fatto che molte ristrutturazioni urbanistiche in Italia meridionale avvengono, tra cui quella per esempio di Taranto, questa grande città che diventa un porto militare molto importante, e tra il 1860 e il 1886 si dota di un piano urbanistico per renderla veramente una città moderna. E si ingrandisce a spese di quella che era stata la città antica e che ha avuto una continuità di vita notevole, ininterrotta praticamente, anche se un po' si è persa. E De Brandis si trova a Taranto proprio agli inizi del Novecento. In questo fervore di lavori, naturalmente si intacca tutta quella che è la stratificazione greca e romana della città. Gli scavi sono seguiti sì anche da personale della direzione delle antichità che si era appena formata in fondo, ma i problemi sono sempre gli stessi: mancanza dei fondi. Il museo, l'unico museo, quindi l'istituzione, era a Napoli addirittura, quindi la direzione delle antichità era lontana dalle varie sedi dell'Italia meridionale, e quindi alcuni funzionari cercano di seguire gli scavi, ma molti scavi anche autorizzati magari proseguono al di là dell'estensione che era stata consentita, altri proseguono in parallelo, non tanto autorizzati. Nelle zone militari chiaramente venivano seguiti fino a un certo punto in qualche modo, e intanto si intaccavano i depositi votivi dei santuari, le tombe, le necropoli. De Brandis non andava alla ricerca di questi materiali, ma sicuramente si deve essere trovato, forse proprio come ufficiale, a vedere questa serie di lavori, questo fervore di indagini e così via, e quindi è stato pian piano attirato, magari alla ricerca di monete per lo più, però è rimasto affascinato insomma da questi oggetti. E ci sono pochi dati in realtà. La ricostruzione della collezione è un po' una ricostruzione della personalità di De Brandis in qualche modo, che si vede proprio che è curioso, non va a cercare l'oggetto proprio bello in sé. È chiaro che gli oggetti più prestigiosi, anche quelli di materiali più completi, vasi figurati di grandi dimensioni, venivano in genere comprati appunto dai musei stranieri e così via. Però anche sceglie un po' il materiale, infatti non è stato facile trovare confronti per gli oggetti che lui aveva raccolto, che spesso sono frammentari.
Però la selezione è stata accurata in qualche modo, è come se avesse cercato di scegliere un paio di oggetti però per tipologia, per categoria. Poi da un po' di carte che sono rimaste effettivamente si vede che era in contatto con antiquari, lo è stato poi anche quando è stato a Roma, quando è stato a Napoli, che erano veramente i centri del commercio antiquario. E infatti tra i materiali della collezione ci sono anche oggetti che non vengono proprio soltanto da Taranto, ma in generale dalla Puglia. La Puglia, regione che ha come città greca vera e propria soltanto Taranto, ma poi ha dei centri indigeni con quindi di Apuli, gli Apigi si chiamavano in passato, che erano delle comunità piuttosto ricche, prospere. I capi compravano oggetti che venivano prodotti invece nelle città coloniali. E intanto venivano anche prodotti oggetti, vasi, statuette, sul modello, anche localmente, sul modello di quello greco, di quelle greche, riproducendone alcune parti, alcune decorazioni, magari con forme che invece erano del repertorio indigeno e così via. Quindi si crea veramente una interazione molto forte tra la componente greca e quella non greca in qualche modo. E quindi soprattutto dalla Messapia, dalla zona di Rudie o anche dalla zona centrale della Puglia, la cosiddetta Peucezia, abbiamo forse dei materiali. C'era un antiquario di Bari con cui era in rapporto, sicuramente alcuni oggetti trovano confronti soltanto nelle necropoli della Messapia. Abbiamo una trozzella che è proprio un vaso con le rotelline tipiche, si chiamano trozze in dialetto, che quindi è proprio un prodotto messapico, non dei vasi di grandissimo livello, però piuttosto ricchi. Quindi una collezione veramente molto varia, molto eterogenea, anche se è abbastanza omogeneo il luogo di ritrovamento, appunto Taranto e la Puglia. Molti sono i vasi effettivamente, molte sono le lucerne e probabilmente non vengono soltanto dalla Puglia, ma abbiamo anche materiale che proviene da altrove. Forse qualcosa viene anche dalla Sicilia, perché nella collezione numismatica di De Brandis abbiamo molte monete e che vengono appunto anche lì siciliote, quindi della Grecia, dei greci di Sicilia. Però c'è anche un grande vaso, uno stamnos, che anche se non possiamo escludere che venisse da un corredo funerario apulo, e quindi della Puglia, forse può più facilmente venire o dalla Campania o dall'Etruria, comprato attraverso appunto il mercato antiquario. È uno dei vasi più belli, forse un po' il simbolo della collezione, ma è di V secolo. E accanto ai vasi e alle lucerne abbiamo molti oggetti statuette in terracotta, anche qui di varia tipologia, dalle statuette di animali spesso con i bambini, quindi sono forse giocattoli che venivano spesso messi nelle tombe dei bambini morti in tenera età, appunto, e danno un'idea di quella che era proprio la vita quotidiana. Nella tomba si mettono oggetti che o sono stati usati in vita o più probabilmente indicano la condizione, la classe d'età, la condizione sociale del defunto. E ci sono statuette femminili panneggiate che vengono chiamate tanagrine spesso perché sono le prime sono state trovate a Tanagra in Beozia, nella necropoli, ma in realtà erano produzioni che si cominciano intorno agli anni 30 del IV secolo a.C., quindi intorno al 330 così via, ad Atene, ma anche a Taranto, quindi con produzioni diversificate, ma sempre con queste signore elegantissime, avvolte in questi mantelli tutti riccamente panneggiati, col cappellino, oppure con una corona di edera che indicava che appartenevano al mondo di Dioniso
del dio del vino, con il ventaglio, l'ombrellino, riccamente anche colorate, dipinte con colori vivaci, rosa, azzurro, addirittura qualche volta con foglia d'oro. E anche nella collezione dei Brandis abbiamo alcune di queste statuette panneggiate che sono state curiosamente ricostruite utilizzando un corpo di una statuetta e una testa probabilmente di un'altra. Questo è anche difficile capire, il punto di unione è dato, soltanto delle radiografie potrebbero accertarlo, però il punto di unione è dato da uno starterello di gesso, magari con polvere di terracotta all'interno, perché erano specialisti in fare questi restauri, che nasconde il punto di giuntura, che ovviamente, essendo due statuette diverse, non era combaciante, non era perfetto. E quindi abbiamo dal numero della collezione si sono aggiunte 11 teste che sono pertinenti ad altre statuette. E anche altri tipi hanno, per esempio, una statua di un recumbente, che indica una figura maschile semisdraiata su un lettino durante il simposio, che era il momento in cui si beveva insieme. Simposio appunto vuol dire, e in cui appunto solo uomini normalmente di un certo ceto sociale si riunivano insieme appunto in occasione di una festa. Sono molto frequenti i recumbenti a Taranto, e quello che abbiamo nella collezione De Brandis sarebbe stato acefalo, quindi senza testa. È stato montato con una testina femminile, di epoca anche diversa tra l'altro. Quindi è curioso pensare che o al momento della vendita oppure al momento delle prime esposizioni anche in casa venivano fatti questi interventi per rendere la statuetta completa. Certo, valeva di più, quindi è probabile fosse già nell'atto della vendita una cosa di questo genere, valeva di più la statuetta intera. In realtà, le statuette, magari anche queste panneggiate femminili, venivano deposte nelle tombe molte volte, ma molti oggetti vengono dai depositi votivi, e quindi facevano parte di grandi quantità di oggetti donati offerti alle divinità in terracotta, fatti a matrice, quindi in serie, perciò accessibili ad ampi strati della popolazione, offerti appunto in grande quantità. Ogni tanto il santuario doveva essere ripulito da questi oggetti, e quindi venivano create delle grandi fosse, buttati all'interno e rotti, frantumati ritualmente, perché nessuno potesse più riutilizzarli. Per cui è ovvio che noi li ritroviamo frammentari, difficile che si ritrovino interi. Quindi questo è un dato anche abbastanza interessante.